Fair Rock 2021, il festival rock del quartiere Ferrovieri. Dopo il Gen Rock al Parco Fornaci che si è svolto a luglio, è confermata la 23esima edizione del Festival Rock del Parco Retrone, ma resterà l'unico nel panorama vicentino dei concerti promossi nei quartieri per ravvivare l'estate cittadina. L'anno scorso per forza maggiore ovviamente non siamo riusciti ad organizzarlo, quest'anno lo facciamo in edizione un po' alternativa, non sarà il secondo fine settimana di luglio ma sarà il primo fine settimana di settembre, anche qui perché appunto disposizioni normative di PCM non è stato semplice riuscire ad avviare la macchina, siamo tutti volontari, di lavoro facciamo altro e quindi ritagliarci un po' di tempo non è mai facile. Il comune ha cercato di agevolare lo sforzo di questi volontari che quest'anno dovranno gestire l'afflusso di 1 migliaio di persone con il Green Pass venute ad ascoltare le band locali. Non sarà facile, non nascondo che siamo preoccupati perché comunque il comune ha detto che giustamente ci saranno i controlli, l'attenzione all'ingresso sarà massima, divideremo la zona spettacolo apertamente dove si starà seduti e ci sarà necessità del Green Pass, poi per il resto, per tutta l'area del resto della manifestazione, quindi bevande o anche per il cibo, ci sarà la possibilità di rimanere distanziati. Qui si è deciso che non verranno effettuati tamponi. Onestamente no, perché l'ingresso è gratuito. Ci sarà l'offerta libera per sostenere l'associazione per la nuova edizione ovviamente, però mettere il tampone sarebbe un po' come dire pagare l'ingresso e quindi secondo noi non è una cosa che il pubblico potrebbe non apprezzare ma fruire, quindi sarebbero sforzi organizzativi inutili.